L'utenza deve capire che la navigazione durante il tempo di nebbia non è la stessa navigazione che avviene col sole e con le belle temperature, con le belle giornate. È una navigazione, se guarda, i porti e gli aeroporti vengono chiusi. Chi si lamenta per qualche minuto di ritardo non si rende conto appieno della situazione, secondo le rappresentanze sindacali di piloti e marinai a CTV. La nebbia, spiegano, è un nemico insidioso e il rischio di incidenti è sempre dietro l'angolo. Molte volte ci troviamo in grossa difficoltà a causa della mancanza di bricole, di luci e grazie alla professionalità dei lavoratori della CTV molte volte si evitano sinistri gravi. A una situazione già difficile, sostengono i lavoratori, va aggiunta la presenza di mototopi e barche a remi che sistematicamente non rispettano le regole. I controlli ci sono, ma in condizioni di nebbia dovrebbero essere largamente potenziati sia da parte della Guardia Costiera che della Polizia Locale. Purtroppo anche con queste condizioni, 30 metri di visibilità e le ordinanze della Capitaneria di Porto che dovrebbero essere fondamentali per la navigazione durante il tempo di nebbia non vengono rispettate da terzi e alla fine si rischiano anche collisioni grosse, specialmente nei canali di grande navigazione. Canali, aggiungono dalla Filt CGIL, che sono in condizioni di sicurezza inaccettabili a causa del bisticcio di competenze tra i diversi enti, mentre le strumentazioni a disposizione dell'equipaggio sono lontane ormai decenni dallo stato dell'arte. Abbiamo chiesto da tempo all'azienda di rinnovare nella tecnologia gli impianti radar inseriti a bordo che sono ormai obsoleti, anche in questo caso siamo in ritardo.